Buongiorno! Buongiorno! Siamo su un altro bel posto. Sì. Siamo ritornati, ma siamo tornati qui in una zona no kill in torrente e oggi ci vedrete pescare forse delle fario e venite con noi, dai. Allora, condizioni non facili, acqua velata, fa freddo, parto con Ilva dell'1 e si comincia da ora. I livelli sono discreti, direi buoni anzi, però qua si è sporcato un bel po'. Vediamo se si sistema un po' nell'arco della giornata. Presa! Ce l'ho! Slamata! Vabbè, ci sta. Prima slamata. Ce l'ho! Carina. Mettiamo la mano in acqua. bella! Molto bella. Molto bella. Guarda che roba. Molto bella. Veramente bella, eh. Guarda che... Lì. Esatto. Esatto. No! Bella. La precisione del lancio fa il 90% della cattura. Fossi in grado di lanciare, invece non lo sono. Qua è cattura sicura. Ce l'hai? Toia, che bestia! No! No! È uscita la bestia, mi ha mangiato il microbo. Però qua sembra più pulita. Oggi facciamo una no kill. Là. Ci vuole tanto. Vedi che se lanci giusto esce. Quando sei demoralizzato ci vuole la trota che ti faccia ritornare buon umore. Ecco. Che non è rimasta. Ce l'ho! No! Sì, ce l'ho. Piano. È molto bella, sai. Allora, cerchiamo di stare distanti dalla sponda e lanciare non così. Proviamo sotto la... ce l'ho! Slamata! Ok, guardate che spot, ragazzi, vediamo un lancio. Subito mangiata. Non minuscole. Voglio però lanciare sotto là. Ok. Guarda, ce l'ho, bella. Cioè bella, carina.
guarda. Più che altro, guarda che spot. Grande Riccardo, ce l'ha. Grande che Riccardo ce l'ha. Beh, che bella! Che bella! Bella? Sì. Che pesce! Bella giornata! Pescare Spettacolare! al filo vedo che ti sta piacendo. Questa buca qua è bella. Ah no. Fai. Qua c'è qualcosa. Sicuro. Te l'ho detto. Che c'era. No, eccola. No, è uguale. Nera. Che scure. Guarda che belli, guarda che bei pesci. Niente da dire sulla qualità dei pesci. Comunque si sta scaldando un po' l'acqua secondo me, perché iniziano a muoversi anche con i rotanti. Dai. Fatti vedere. Guarda che belle pinnate, dai, sono belle. Bei pesci. Sono veramente bei pesci. Se non l'ho presa qua è solo colpa mia, perché qua 100% c'è. Non sono riuscito a tirarla fuori. No. Aia. Eccola. Cat. Che fai? Ah, non l'avevo vista. Che carina. Vai. Eccola. No, dai. Mamma mia! Allora, lancia lì. Bella, 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 Riccardo. Guarda come si è slavata. Grande. Grande, grande. Con cosa l'hai presa? Ma che ninfa?
Fatta apposta? Guarda dove li ho messo. Bravo. Quando è che l'hai fatta questa? Vieni. Mamma che botta. Oh. Ce l'hai? Oddio santo Riccardo. Cioè sta roba qua è la roba più scivolosa che abbia mai sentito in vita mia. Bella. Bella. No. Bellissima Riccardo. Bellissima. Te la terza sono io. Ma che fario? No. Porco Giuda Riccardo. No. Ho visto proprio la cosa. Guarda che sto lato qua non ha neanche un puntino rosso neanche. E dall'altro lato sì. Aspetta. Madonna. Attaccato. Che attacco! Veramente pazzesco. Raga, guarda che posto. Più di una. Bella. L'ha mangiata? Sì. Allora io lancio a sinistra. Mamma mia, mamma, bella. Che attacco, bella. Bellissima. Molto bella fa. E oggi le slamo tutte. L'hai slamata? Sì. Che lancio. Bella. No, ma porco Giuda. Bravo. Pure sullo streamer. Ma che cazzo c'ha oggi? Che cazzo c'ha oggi? Riccardo is on fire. Bella. Grande Andre, non perderla, Ma è bella. Insomma sembrava più bella dall'attacco che aveva fatto. Ma quanto bella sei. Ma quanto bella sei. Bella. Più bella questa. Ferma. Ferma. Bella. Light rock fishing. Dopo aver pranzato siamo di ritorno e abbiamo cambiato spot. Oggi pomeriggio peschiamo in un torrente un pochino più largo. Siamo stati informati che oggi hanno seminato molte trote di piccola taglia, ovviamente, per una gara di pesca al tocco. Non che noi ci interessi particolarmente, ma è una roba in più da segnalare. Ma che cazzo usano, scusami? Ma cos'è?
Ma non si possono usare i siliconici. Ma anche prima ce n'era uno. Senti anche l'odore? Questo è scentato, questo è un gulp. Questo è un gulp. È un gulp questo. È pieno, porco Giuda. Senti l'odore, senti l'odore. Annusalo. Guarda quanti ce ne sono, guarda quanti ce ne sono. Guarda quanto ci ha pescato qua con quelle merde. Per le trote sono assurdi, sono assurdi i gulp. Sono proprio tipo quasi illegali, no? Anch'io volevo lanciarla. Oh! Bella! No, 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 no. No, 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 no. L'allevamento comunque. Guarda che pinne. Guarda che pinne. Guarda che pinne. Atrofiche. Sì. Guarda che pinne atrofiche. Anzi, una è proprio anche mangiata. Puzzano anche di pesce e le altre non puzzavano di pesce. Bella? Aspetta, 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 aspetta. Grossa? Bravo! Bravo! Cioè, può essere che ci divertiamo qua, però... perché magari trote sono rimaste. Però è sono brutte, sono veramente brutte. Non ti viene voglia di prenderle. Cioè quando ne prendi una non sei contento. Vero? Guarda che la gente scende di qua. Tu sai riconoscere i funghi? Sai riconoscere i funghi? No. Che secondo me ce ne sono di buoni. Ma ti ho detto, non so neanche dove lanciare da quanto bello è. Bellissimo. Bella, subito. Subito. Te la guadino, te la guadino. Subito Riccardo, grande. Bravo. Niente da dire. Guarda che trova, i colori. Bella. Ancora da là, c'è spinnata. Ok, vai, vai. Un pollo questo. Però bella, bella cattura. Congratulazioni Riccardo. Vai. Vipera.